Ad alterare lo sviluppo del cervello, specie per i bimbi d'età dagli 0 ai 6 anni, stare troppo tempo davanti alla TV o, peggio ancora, con in mano il telefonino. Più che i contenuti, sono le immagini irreali e veloci di molti programmi e video a creare veri e gravi danni nel bambino. Influiscono infatti significativamente sullo sviluppo di disordini dell'attenzione e iperattività, alterando così lo sviluppo del cervello del bambino o bambina in questione. Io chiamo le infanzie rubate. Se i bambini sin da piccolissimi vengono invitati alla passività attraverso mezzi elettronici, attraverso infanzie sul divano, nella pseudosicurezza di una casa, più tardi hanno un problema emotivo perché non sanno leggersi dentro, non sanno mantenere relazioni, non sanno decifrare i volti altrui umani, decifrando in modo corretto la emotività altrui. Ma non basta. TV e telefonino diventano per il bambino una vera e propria dipendenza, generandogli un inconsapevole senso di confusione e inadeguatezza, insomma un vero e proprio stile di vita dipendente che nel tempo, crescendo, se dovesse incontrare una sostanza, questa potrebbe diventare il centro della sua vita, un pari come soluzione ai problemi di vita. E se questi ragazzi più tardi incontrano le sostanze non sono la prima dipendenza, hanno già uno stile dipendente su vari canali ed è un mescuglio brutto perché l'emotività in loro o è troppo acceso e si sfoga in comportamenti autolesivi, suicidari, oppure, questo è peggio per noi, sono come se non avessero batterie, stanno in modo passivo, non succede niente, i genitori guadagnano soldi, c'è un tetto, c'è cibo, non fanno formazioni, classicamente interrompono la scuola alla seconda superiore. L'allarme, lanciato nel corso del primo congresso veneto congiunto tra società di psichiatria, società di neuropsichiatri infantili e coordinamento veneto dei servizi per le dipendenze, tenutosi nei giorni scorsi a San Donà di Piave.